cos'è? Onesto, leale, laborioso, e siccome questo è il merito del Veneto, deve avere tutti i diritti, tutti i privilegi e tutta l'indipendenza possibile. Siamo un popolo ricco, pieno di grinta, con tanta fantasia e creatività. Abbiamo le potenzialità sul lavoro, la manualità, l'agricoltura, abbiamo il turismo, abbiamo tutto. Siamo un popolo completo in tutto e la nostra regione è la più ricca di tutta la comunità europea che ha il suo successo. E dunque? E dunque vivi Veneti! Vogliamo un Veneto per essere? Liberi, vogliamo essere indipendenti e felici. E felici. Beh, grazie. Dimmi cosa ti viene fuori. Allora, siamo qua con Flavia che le ha una roba importante da dire, ma molto importante, perché Flavia ha tante amiche e tanti amici che potrebbero venire alle serate organizzate dei gruppi indipendentisti. Perché non vieni e perché non li porti? Non li porto perché c'è troppa confusione, troppo malingue e tra tutti i leader che c'è indipendentisti non c'è collaborazione, non c'è rispetto per gli altri, che è solo la maniera di grandezza e di potere per quello che guarda me. Mi sono una persona comune, con amiche comuni, mamme, nonne, disposte a partecipare, ma vedendo rapporti così talmente in disaccordo, tra di loro non riesce neanche a parlarsi, anzi solo addirittura anche a accusarsi, come fa una comune come me entrare in un gruppo che non si trova, non riesce neanche a spiegare, a sentire, a capire, a vivere in armonia e partecipare a qualcosa insieme? Come fa? Flavia, dove le vedi tu queste baruffe? Perché nei vari gruppi indipendentisti e parecchi li vedo. Dove li vedi tu? Mi li vedo verso Ma no nome delle persone. Te le vedi, ma le vedi tu in piazza? Le vedi tu al bar? Li vedo su Facebook. Ah, ok. Li vedo tantissimo su Facebook. Su Facebook, allora sarebbe importante cominciare a avere il rispetto più che l'unità, perché l'unità magari non ci sarà mai, però un rispetto. No, il rispetto e la collaborazione, la voglia di creare qualcosa di grande per fare un gruppo insieme, ma finché non si raggiunge, mi credo, i grandi leader non si raggiunge un rispetto con loro per primi, cosa pretende che la gente vada là? La gente sta sul divano. Grazie Flavio.